Come Teatro del Lemming infatti abbiamo pensato di coinvolgere 7 giovani attori selezionati dopo un lungo percorso laboratoriale, provenienti da tutta Italia, under 35, 7 giovani musicisti selezionati tra il Conservatorio di Rovigo e di Castelfranco Veneto e 4 giovani cantanti del territorio veneto. Massimo Munaro racconta i contenuti di un sogno nel cassetto divenuto realtà, e non per magia, ma perché il Teatro del Lemming di Rovigo ha convinto la Fondazione Cariparo della bontà di un progetto culturale che ha ottenuto uno dei 25 assegni staccati dalla Fondazione nel 2012 ad altrettante associazioni senza fini di lucro attive in ambito artistico-culturale nelle province di Padova e Rovigo e composte in prevalenza da persone sotto i 35 anni. È il bando Culturalmente, presentato a Palazzo Roncale di Rovigo dalla Fondazione, che alla prima edizione ha riservato un finanziamento complessivo di 600.000 euro, che diventeranno 700.000 nella seconda edizione in scadenza a fine luglio. Culturalmente 2012 ha avuto un ottimo riscontro sia in termini di presentazione di progetti sia anche in termini proprio di attività che si stanno realizzando anche in questi giorni, per cui è un progetto nato nel corso del 2012, si sta completando, si sta realizzando proprio in queste settimane e devo dire che l'impegno dei ragazzi, la proposta culturale e l'innovazione anche di progetti è stato veramente l'elemento portante di questa iniziativa. Già nella prima edizione il progetto Culturalmente ha consentito di dare forma e vita ad iniziative che hanno coniugato aspetti diversi della cultura in tutte le sue dimensioni, compresa quella ambientale, come nel caso del progetto del TART e del Centro Studi Agnese Baggio, per valorizzare luoghi comuni e storie di confine nel Delta del Po. Abbiamo fatto un'attività che ci è stata proposta da Melania Ruggini, che l'ha pensata, un'attività che riguardava sia il Delta del Po, sia i giovani under 35. Pensiamo che la cosa sia stata buona perché ha dato un valore aggiunto al turismo nel Delta del Po e una possibilità ai giovani di farsi conoscere e di emergere. I giovani fra complessi musicali e fotografi, pittori, creativi, eccetera, sono stati una quarantina. 1 milione di euro è invece lo stanziamento complessivo destinato al progetto Funder 35 per selezionare e accompagnare per un periodo massimo di 3 anni le migliori imprese giovanili attive da almeno 2 anni nell'ambito della produzione artistica e creativa e dei servizi di supporto alla valorizzazione, tutela, protezione e circolazione dei beni culturali, il cui organo di amministrazione sia costituito in maggioranza da membri di età inferiore ai 35 anni. Il fondo è stato messo a disposizione da 10 fondazioni di origine bancaria, tra cui Fondazione Cariplo, capofila del progetto, e Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che ha stanziato 190.000 euro per il triennio 2012-2014, di cui 80.000 solo per il 2013. Tra i beneficiari che si sono raccontati a Rovigo, anche il Teatro dell'Inutile di Padova. Il Teatro dell'Inutile è stato vincitore insieme ad altre 15 organizzazioni su tutto il territorio nazionale del bando Funder 35. La caratteristica di questo bando è che invece che sostenere singoli progetti dà risorse per sostenere l'aspetto organizzativo e quindi quello su cui abbiamo puntato è una crescita della nostra associazione culturale. In particolare il bando ci consentirà in 3 anni di investire sulla formazione di risorse umane che lavorano all'interno del teatro, ovviamente under 35, che costituiranno un'area fundraising volta poi a reperire le risorse economiche per una nuova sede per il Teatro dell'Inutile e soprattutto per le attività dell'Accademia Teatrale che l'Inutile gestisce dal 2012. 2 iniziative che esprimono una convinzione profonda della Fondazione Cariparo, spiega il presidente Antonio Finotti al pubblico di Rovigo. Ma noi siamo assolutamente convinti della validità appunto della cultura e arte visti come volano per lo sviluppo sociale ed economico dei nostri territori. Ci spiace anche constatare che nel nostro paese, così dotato a questo proposito, probabilmente
questa prospettiva non venga forse coltivata in maniera adeguata. Il futuro è quello di riuscire in qualche modo a continuare a sostenere queste idee di arte e cultura promosse da giovani e ragazzi, facendo anche intravedere loro come l'attività culturale possa essere non solo uno svago, un'attività quasi di volontariato, ma che possa anche diventare col tempo una professione che possa essere anche come elemento di crescita in questo momento anche di crisi generale che investe l'economia locale. Quindi una proposta anche di attività di impresa in ambito culturale che potrebbe avere successo e potrebbe avere anche estrema soddisfazione dal punto degli operatori che si avvicinano a questo tipo di attività. Le iscrizioni ai 2 bandi dovranno essere effettuate nelle prossime settimane ed è possibile concorrere contemporaneamente ad entrambi. La scadenza della seconda edizione di Culturalmente è prevista per il 31 luglio e le informazioni si possono reperire sul sito della Fondazione Cariparo. In caso di esito positivo verrà stanziato un contributo massimo di 30.000 euro e in ogni caso non superiore al 90% del costo totale del progetto. Più ravvicinata alla scadenza di Funder 35, i moduli di partecipazione si possono scaricare dal sito della Fondazione Cariplo e presentare entro il 15 luglio, insieme ai progetti che potranno ottenere una copertura massima del 75% del costo totale e a quel punto vincano i migliori.